Giovedì 18 gennaio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Dei nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi, notizie in primo piano riferita alla nostra regione. Questo il titolo messo in primo piano. Zaia la conta dei fedelissimi. Freddo Salvini, anch'io avrei votato no. Lega tra sospetti e rassicurazioni, siamo tutti con lui. Riflessioni e mosse del presidente del Veneto dopo la delusione della bocciatura della legge sul fine vita in Consiglio regionale. Gli approfondimenti li troverete da pagina 2 a pagina 5. Sempre in merito alla politica della Regione Veneto, la sbandata al Ferrofini, PD Bigon rischia la sospensione, voto condiviso con Del Rio. Pagina 4 l'approfondimento. E ancora, la Coscioni non si arrende, Cappato incita il governatore, vada avanti a colpi di giunta. L'approfondimento a pagina 5. Sempre dalla prima pagina, notizia che ci porta alla provincia di Belluno in merito allo spopolamento che sta subendo il nostro territorio, affitti turistici privilegiati ai residenti solo briciole. Il nodo casa pesa sulla lotta allo spopolamento del bellunese. Come attrarre nuovi abitanti? La ricetta d'oro dei mini comuni, ristrutturare gli alloggi vuoti. Da Ospitale a Sospirolo, passando per Sovramonte, sono tutti d'accordo. Occasione da non perdere per attirare nuovi residenti. L'approfondimento a pagina 17. Nelle cronache, maltempo, neve e freddo, c'è il pericolo gelicidio, serve cautela. Gli enti che gestiscono le strade e i sindaci raccomandano la massima attenzione agli automobilisti. Ente provincia, Padrin rompe gli indugi, elezioni il 16 marzo. Il presidente preferisce non attendere le amministrative, critiche da Fratelli d'Italia e Forza Italia. L'approfondimento di Aliprandi. Olimpiadi a Cortina, pista da bob, oggi l'apertura delle buste con le offerte. Il sindaco Lorenzi e il presidente del CONI Malagò cauti in attesa dell'apertura delle offerte per i lavori. L'approfondimento di Dalmas a pagina 28. E la foto di copertina riguarda la viabilità sulla 348 aggravata dalla Valsugana, chiusa per frana. Incidente a Carpen, tutto bloccato, la coda dei tir arriva fino a Feltre. Pomeriggio complicato per chi si è ritrovato nella coda chilometrica che da Carpen di Quero ha quasi raggiunto Feltre. È bastato un banale incidente tra un tir e un furgone unito alla chiusura della statale 47 della Valsugana per mettere in ginocchio la viabilità sulla Feltrina. L'approfondimento di Curto a pagina 22. Questa quindi è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. In questo caso la notizia in primo piano ci porta nel capoluogo anche i droni per il piano traffico. Il comune di Belluno pronto a rilevazioni aeree al di sopra di punti critici come le rotatorie prima delle scelte definitive. 2 mesi per un'analisi approfondita. Il sogno è il ponte a San Pietro in campo, trovando i soldi per il nuovo Beli. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 5. Provincia, si vota sabato 16 marzo con nuove alleanze, oltre al centro-sinistra e al centro-destra, una civica con Padrin e Massaro. E a proposito di politica amministrative, a giugno saranno eletti ben 31 sindaci, quasi 90.000 i bellunesi chiamati ad eleggere il loro sindaco il 9 giugno prossimo. Al voto 31 comuni e per molti potrebbe esserci anche il terzo mandato. L'approfondimento a pagina 3. Foto di copertina, il progetto per risolvere i problemi nella zona dell'Alpago, convivenza uomo-lupo, ora si pensa ai radiocollari. Controlli a distanza con i radiocollari che, come si vede in questa immagine dal sito di cinofilianaturale.it, vengono applicati sul collo dei lupi dopo averli addormentati. L'iniziativa potrebbe partire anche in Alpago, dove la convivenza con l'uomo è difficile. L'approfondimento di Giovanni Santin a pagina 11. Richiami di SPAL, sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, omicidio di Fener, siamo nel comune di Quero Vas, processo al via il 13 febbraio. Cortina, pista da bob, grande attesa per scoprire le imprese, l'approfondimento di Dibona a pagina 12, ancora io ipovedente, cerco uno sciatore, guida per le gare, l'approfondimento di Mammani a pagina 6. Freddo e neve in provincia, è arrivato il maltempo, il gelicidio fa uscire di strada un tir e in Piazza dei Martiri si scivola.
Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, sport, Coppa del Mondo di snowboard, quarto podio stagionale per Lucia Dalmasso e ancora sci di fondo, Vanessa Cagnati, talento agordino alle Olimpiadi giovanili coreane, l'approfondimento di Fontaneve a pagina 14. Rimaniamo a Cortina, una squadra di 60 persone per la sicurezza in pista, la prossima settimana l'evento Coppa del Mondo di sci femminile, un piano articolato tra la pista Olimpia e la zona d'arrivo di Rumerlo. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, in primo piano il maltempo che sta interessando la provincia di Belluno, pagina 2, gelicidio, trappola, cadute e incidenti. Poca neve, ma l'inversione termica tra quota e fondovalle ha innescato il fenomeno della pioggia congelante al suolo. Pedoni finiti a terra in Piazza dei Martiri, dove sono accorsi gli operai comunali, auto e tir fuoristrada in tutta la provincia. Decine di mezzi ANAS e Veneto Strade all'opera per ripulire viabilità e passi senza però dover procedere a chiusure. E questo è lo scatto del Nevegal, una manna, la neve caduta ieri per il Nevegal, necessità appunto per la stagione invernale del colle presente nel capoluogo bellunese. Ed ecco appunto il titolo che accompagna l'immagine: Nevegal, la coltre bianca aiuta e sabato apre la coca bassa, tecnici della società degli impianti al lavoro anche con innevamento artificiale con 20 cannoni. Cultura, Culturlink prende vita, vogliamo condividere il progetto, cittadini invitati sabato a teatro per presentare il programma di manifestazioni e l'osservatorio. Si parla di politica a pagina 3, verso il voto, provinciali il 16 marzo, 3 liste, ipotesi civica con Padrin e Massaro. Il Presidente ha annunciato ieri la data del rinnovo del Consiglio di Palazzo Piloni, scelta che non piace a Fratelli d'Italia che voleva aspettare il rinnovo dei comuni. L'auspicio di tutti è che sia l'ultima elezione con la legge del Rio e che la parola torni ai cittadini. Intanto con 7 ville Bogana decade e rientra Massimo Bortoluzzi, notizia in questo caso che riguarda il comune che nascerà a breve dalla fusione dei due comuni del Basso Feltrino, parliamo di Alano e di Quero Vas. E a proposito di comuni bellunesi, a giugno 90.000 bellunesi eleggeranno 31 sindaci, ma servono altre fusioni, le candidature ancora in stand-by in attesa della riforma per il via al terzo mandato. E vediamo quali saranno i comuni al voto per quanto riguarda le amministrative 2024, si andrà a votare a inizio giugno e questi sono i comuni: il comune di Agordo, di Alleghe, Arsie, Borgo Valbelluna, Calalzo di Cadore, Chies dal Pago, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, La Valle Agordina, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Ponte nelle Alpi, Rocca Pietore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tommaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sedico, Seren del Grappa, 7 ville, che è appunto il nuovo comune nato dalla fusione tra Quero Vas e Alano di Piave, Taibona Agordino e Vallada Agordina. Ben 31 comuni pronti al voto che è in programma per la giornata del 9 giugno 2024. Sono quasi 90.000 i bellunesi chiamati al voto. Pagina 4, droni per lo studio del traffico, poi il piano, il vice sindaco al lavoro per rinnovare il documento generale sulla circolazione in città, intervento sui punti critici. In questi mesi ci saranno rilevazioni sopra le rotatorie e le aree sensibili per filmare la situazione di zona in zona. Passiamo a Feltre con pagina 5, mostra dell'artigianato 2024, a 5 mesi dal via, prime adesioni dal 27 al 30 giugno, la rassegna in centro storico, già scelti gli artigiani, tra i temi che verranno affrontati quello dell'intelligenza artificiale, già avviati gli accordi con le associazioni di categoria, forte sinergia con il comune. Notizia di spalle, USL e Comune, ciclo di incontri sull'adolescenza, il sindaco Fusaro, abbandono scolastico sotto i riflettori. L'assessore Flavia Colle, come relatori abbiamo preso professionisti di buona levatura. Sempre da Feltre, borsa di studio Lasena, Francesca Possamai, un premio da 4.500 euro. Siamo a pagina 6, sono ipovedente ma appunto a Cortina. Marco Mauretta, 31enne di Cesio Maggiore, affetto da retinite pigmentosa, lancia un appello per trovare una guida per le gare. Allenandomi a dovere, secondo alcuni maestri, potrei essere in grado di partecipare anche alle Paralimpiadi.
I miei genitori mi hanno sempre invitato a non mollare e io ho praticato e affrontato discese impegnative. Passiamo ad Alano di Piave, omicidio di Feneri, il caso approda in aula, il rebus è nei 7 minuti di blackout. La procura punta tutto sul video delle telecamere, le difese su quel buco in cui le riprese si sono fermate. Rimaniamo nel Feltrino, si rende il Grappa, Dario Scopelle verso le amministrative per ottenere il tris, la ricandidatura a sindaco, ho ancora molto entusiasmo e vorrei riuscire a portare avanti altri progetti. Continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, siamo a pagina 11, spostiamoci in Alpago, predazioni, radiocollari in arrivo e pecore che ingannano i lupi. Alle greggi saranno applicati emanatori chimici di ferormoni simili a quelli prodotti dal predatore, sono alcune delle misure emerse al vertice tra i sindaci, provincia e regione contro le razzie. Ribadita la necessità di ricorrere anche a proiettili di gomma per impaurire gli animali e tenerli lontani dai pascoli. Longarone, sopravvissuti del Vajont in udienza privata dal Papa, oggi la partenza per il Vaticano, l'incontro con il pontefice è previsto domani alle 10:30, poi subito il rientro. Spostiamoci a Cortina, pista da bob, oggi il gran giorno, poi corsa contro il tempo, l'approfondimento lo troveremo anche nell'edizione del Corriere delle Alpi, ma rimaniamo a Cortina, Coppa, sicurezza sanitaria blindata da 60 operatori. Guardia di finanza, medici e infermieri, in 11 punti sulla Olimpia e in 7 a Rumerlo, in servizio anche un elicottero più leggero per l'evacuazione di infortunati dal tracciato. Pieve Vigo, sicuri con la neve, al via la 2 giorni con il club alpino, 2 appuntamenti per limitare i rischi legati alle escursioni. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 16, lotta allo spopolamento, mancano alloggi per i lavoratori, qui si punta agli affitti turistici. Dal magro della FIAIP, pochi appartamenti in locazione, ci sono proprietari che temono la morosità degli inquilini. Stabili le compravendite ma scarseggiano le abitazioni nuove o di recente costruzione. Noi la assumiamo a tempo indeterminato, però ci porti un contratto d'affitto e il certificato di residenza, ed ecco che un giovane, probabilmente al suo primo lavoro, ieri mattina si è presentato in un'agenzia immobiliare del centro di Belluno cercando un mini alloggio. Giuliano Dalmagro, agente immobiliare titolare di Dolomitissimi e presidente provinciale della FIAIP, si permette una doppia riflessione. Le aziende in presenza di una progressiva carenza di personale tentano di far valere immediatamente la fidelizzazione attraverso la residenza, ma oggi se lavoro ancora c'è, per aspetti manca la casa. L'approfondimento di Dalmas lo troverete a pagina 16. Un altro commento arriva da Confedilizia, Vigna, il presidente, troppe case sfitte, non tutte sono abitabili. Il presidente provinciale, ultimamente la gente preferisce vivere in periferia, a 2 passi dal luogo di lavoro, così si spiega il calo di Belluno, inteso in questo caso come capoluogo, come città. E i piccoli comuni ci credono, ristrutturare l'esistente. Ospedale di Cadore e Sovramonte e Sospirolo hanno guadagnato residenti nel 2023, ora dobbiamo convincere la nostra gente a mettere sul mercato le case vuote. Lorenzi, sindaco del comune di Cortina, un nuovo PAT per dare un tetto ai nostri giovani. Elezioni a Palazzo Piloni, Consiglio provinciale al rinnovo senza attendere le amministrative, Padrina ha firmato il decreto, si voterà il 16 marzo, la nascita di 7 ville dava tempo fino a luglio. I contrari di questa scelta, troppe incognite, anticipare il voto non ha senso, i segretari di Fratelli d'Italia e Forza Italia spiegano perché avrebbero preferito il rinvio. Caligaro, quanto contano i partiti per il presidente? Questa la sua domanda. Il perverso meccanismo elettorale della provincia, dettato dalla legge Del Rio, rende complicato scegliere le persone da mettere in lista perché oltre alle considerazioni politiche e territoriali bisogna tener conto della duratura residua del mandato dei candidati nei rispettivi comuni. Considerando che a giugno andranno al voto ben 31 comuni bellunesi, lo scenario diventa ancora più complesso. Dal punto di vista politico, inoltre, Fratelli d'Italia e Forza Italia possono verosimilmente pensare di vedere crescere la propria presenza sul territorio ed è quindi inevitabile che avessero chiesto a Padrin di aspettare. Sociale, si torna nel capoluogo, il nido Martino sarà ampliato, l'USL apre anche a enti esterni. Oggi con la gestione della Coop Codes sono ospitati 28 bimbi da 3 a 36 mesi. È una struttura appetibile anche per gli orari flessibili che propone. Vogliamo accogliere più bambini, quindi dovremo adeguare gli spazi. Sanità bellunese, in arrivo 4 anestesisti a gettone, notizia che interessa l'ospedale di Belluno. Il convegno Il ruolo della famiglia e del volontariato, se ne parla sabato 27 l'appuntamento. E al teatro Dino Buzzati.
Piccola biblioteca nella pediatria grazie a Belluno Kids, altra bella notizia che interessa in questo caso il reparto di pediatria dell'ospedale San Martino di Belluno. Si parla anche nell'edizione del Corriere delle Alpi del maltempo che sta attanagliando la provincia di Belluno, allarme gelicidio sulle strade, disagi e piccoli incidenti. Margherita Fenice, sono salvi i contributi per i disturbi alimentari, l'attività va avanti, altra bella notizia che interessa questa associazione bellunese, e ancora Coldiretti a Santa Lucia, la vetrina dei prodotti a chilometro zero. Il caso non aveva diritto a reddito di cittadinanza, ma forse la passa liscia. Reddito di cittadinanza, il processo è appeso al parere della Corte Costituzionale, ma intanto la cittadina brasiliana I.R. è stata rinviata a giudizio dal GUP di Belluno, Enrica Marson. La donna ha un cognome chiaramente italiano, tuttavia secondo gli accertamenti fatti da INPS e Guardia di Finanza non aveva tutti i requisiti necessari ad avere l'aiuto. È difesa d'ufficio dagli avvocati Mauro Gasperin e Monica Azzalini. Distanziamento Covid ottenuto con un pugno, altro fatto di cronaca che troverete a pagina 21. Siamo a pagina 22, Feltre, incidente a Carpen, traffico paralizzato, coda di veicoli fino alle porte di Feltre, strada bloccata per 2 ore e mezzo, la chiusura della Valsugana ha riversato sulla strada regionale 348 centinaia di mezzi pesanti. La rabbia di Zanolla, sindaco del comune di Cuorovas, siamo al collasso, viabilità in ginocchio a ogni imprevisto. Rimaniamo nel Feltrino, sindaci e Valpe, presto un incontro per correggere la tariffa dei rifiuti, l'ipotesi potrebbe essere quella di conteggiare i metri quadri delle case e non le persone che vi abitano. Andrà verificato se la deroga è possibile e se comporta un vero risparmio. San Gregoro nelle Alpi, la bancarotta fraudolenta alla Porta Alpitalia costa 3 anni e 6 mesi. Bancarotta alla Porta Alpitalia, c'erano 5 capi di imputazione per Sandro Relon, dalla bancarotta fraudolenta alla richiesta tardiva del fallimento. L'imprenditore è stato condannato a 3 anni e 6 mesi dal Tribunale di Belluno. L'avviso, contratto di 6 mesi, l'azienda cerca osso, notizia che riguarda l'azienda feltrina che si occupa della casa di riposo del comune di Feltre. Un'altra notizia da San Gregoro nelle Alpi, trittico di incontri sull'acqua in montagna, si inizia venerdì 26 gennaio. Sovramonte, cena della solidarietà per padre De Bortoli. E adesso una bella notizia che interessa un 26enne, il 26enne titolare della pasticceria Ozon all'Altanon sfida l'ultima crostata tra pasticceri, il feltrino Dalle Mule è in finale a Rimini. E vediamo il pasticcere feltrino Federico Dalle Mule, in questo caso con una delle sue creazioni, lunedì sarà in gara al SIGEP di Rimini e ovviamente gli auguriamo un in bocca al lupo. Fondazione Carla Lasena, Francesca Possamai, borsa di studio per studiare economia, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a Borga Valbelluna invece con pagina 25, slitta la rotatoria di Molinnovo, prezzi saliti, piano da rivedere. Incontro fra comune e provincia per rivalutare il progetto alla luce dei rincari. Il sindaco Cesa, sistemare quell'incrocio pericoloso resta la nostra priorità. Sedico, il comune alla ricerca di 2 nuovi impiegati, maggiori informazioni direttamente sul sito del comune di Sedico. Passiamo a pagina 26, il vertice, un protocollo contro i lupi per gestire il caso dell'Alpago. Sindaci, regione e provincia in cerca di soluzioni che riducano le predazioni. Corazzari, assessore regionale appunto con delega su pesca e caccia, ma l'Europa è chiara, in nessun caso è consentito l'abbattimento. Questo l'incontro in provincia per parlare del lupo con l'assessore regionale Cristiano Corazzari. Longarone, la fisioterapia si potenzia con l'ambulatorio specialistico e sempre da Longarone diverbio in strada per la precedenza 8 mesi e danni. Passiamo a Rivinallongo del Col di Lana, dopo 4 anni senza visitatori riapre il museo Ladino Fodom. Comune Cesa de Jean, non possiamo rischiare di farlo dimenticare, ma mancano fondi per riallestirlo. Danny De Rigo, direttore dell'Istituto Cesa de Jean, sollecita risorse per gestire anche il castello di Andraz. Taibon, casa di riposo all'Asca, fissati i consigli urgenti in tutta la vallata. Falcade, predatori e territorio, incontro a Caviola, in questo caso l'appuntamento è per sabato pomeriggio con inizio alle ore 17 nella sala della Casa della Gioventù di Caviola. Altre 2 notizie brevi dalla Gordino. Agordo, scavo in Piazza Libertà, scatta il senso alternato. Val di Zoldo, contributi alle imprese, il bando è in scadenza.
Passiamo a Cortina. Bob, oggi si aprono le buste. Lorenzi, il sindaco, prudente attesa. Malagò, il CONI è solo spettatore interessato. L'ultima parola aspetterà il CIO. Il ministro Santanchè, ministro del turismo, non ha dubbi. La pista verrà comunque fatta in Italia. Di certo domani avremo la notizia aggiornata per quanto riguarda questa proposta di una pista, diciamo così, più leggera da realizzare nel comune di Cortina, ovviamente che è uno dei protagonisti delle Olimpiadi 2026 Milano e appunto Cortina d'Ampezzo. Ma rimaniamo a Cortina. Coppa, una task force per garantire l'assistenza sanitaria, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Un artista del ghiaccio al lavoro dietro la riuscita della Curling Cup. Altra notizia che ci fa rimanere a Cortina d'Ampezzo: Ivan Moglia racconta i segreti della preparazione della pista. Domegge di Cadore, collaudato al ponte di Valesella. Barnabò, il sindaco, riapertura in vista. Il sindaco attende la documentazione per dare il via libera al passaggio dei veicoli. Completati i lavori alla silvopastorale sulla sinistra del lago di Centro Cadore. Pieve di Cadore, sicurezza sulla neve, eventi per prevenire. La classifica case per vacanze, Cortina la più cara tra le mete invernali. Il portale Oido ha analizzato le 40 località più gettonate dagli utenti alla ricerca di alloggi per i soggiorni sciistici. Siamo alla rubrica Cultura e Società, radici e tradizioni. Per tanta saggezza bastano poche parole. Ecco l'abbecedario di proverbi veneti. Il libro di Sofia è da domani in edicola con il nostro giornale, si parla in questo caso del Corriere delle Alpi, dalla A alla Z, i detti della civiltà contadina ancora oggi vivi. Dalla rubrica Giorno e Notte, i brutti anatroccoli tentano il volo nell'atteso ritorno di Antonelli. La stagione comincia dai 3 del Tib. Al Teatro Buzzati, di nuovo la rassegna dedicata alle famiglie e ai più piccoli, l'artista ferrarese presenterà una rivisitazione della fiaba di Andersen. E il 4 febbraio al Canossiano siamo a Feltre, la compagnia Feltre, viaggio con Lucio Battisti e le canzoni Evergreen. Continuiamo con lo sport, snowboard, Coppa del Mondo, dal Masso un altro argento, l'oro sfuma per centesimi. Sci alpino, FIS cittadina Cortina, tripletta dello SC Drusce, Colombo dal Vecchio e Viel. Calcio 5-2, l'ex Anderson promuove la Canottieri, ottimo team, mi ha impressionato Dallò. Brumball, Belluno KO, ma è terzo il 27 ai playoff contro l'Egna. E ancora pallavolo, Serie D femminile, Limana cambia allenatore, è divorzio da Lino Marcon. Pallavolo a 3, domenica alle 18 alla Spessarena, Belluno Sandonà vale doppio, Martinez molta voglia di rivincita. Ancora dallo sport, calcio di Serie D, una domenica particolare per Zanon, sarà emozionante sfidare le Dolomiti. Il giovane portiere bellunese è passato dal Milan all'Adriese, poi al Mori, prossimo avversario a Sedico. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Per buona parte della giornata cielo nuvoloso, nelle prime ore probabili riduzioni della visibilità sulla pianura interna. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.